Ho visto questo articolo pubblicato sul giornale. Diciamo che dopo la casetta nel bosco abbiamo la stalla nel bosco, una persona che vive in una stalla senza utenze, senza luce e senza acqua, una persona con diritto di abitabilità in quella casa, ma però le utenze sono staccate. Un piccolo imprenditore agricolo con 100 animali e oltre da cortile, senza acqua, deve andare alla fontana per provvigionare un po' d'acqua da portare agli animali perché non muoiano. Le istituzioni cosa fanno? Ma la situazione è ingarbugliata, ci sono di mezzo tante cose, tante incompressioni, sono intervenuti i carabinieri, anche la questura è al corrente, però la situazione non si sblocca, è tutto fermo. Sta vivendo una situazione molto difficile questa persona, questo piccolo imprenditore agricolo. Il tutto succede a Concordia Sagittaria in provincia di Venezia, un paese al confine con il Friuli. Come vedete è pubblicato anche sul giornale la situazione drammatica che sta vivendo questa persona già da tempo, senza luce e senza acqua, sia per lui che per gli animali, costretto a vivere in una stalla. Io vorrei dire una cosa alle istituzioni: ma se al posto di questa persona italiana ci fosse stata una persona straniera, tipo quelli col carrello che ti chiedono l'elemosina fuori dal supermercato, la situazione sarebbe stata la stessa che sta vivendo lui o sarebbe cambiato qualcosa? No, giusto per sapere, giusto per sapere. Se qualcuno fa qualcosa, muove i primi passi, stiamo aspettando.